Per la terza giornata del campionato di prima categoria Girone C si sfidano oggi, su un Ferrando inzuppato di pioggia, il Via dell'Acciaio, ancora imbattuto a punteggio pieno, e San Bernardino, che nello scorso turno ha avuto la meglio sul Bogliasco. Prima azione della partita al sesto. Il cross di Poggi dalla tre quarti viene liberato non benissimo dalla difesa del San Bernardino. Ci può provare allora Flori, ma il tiro finisce altissimo. Ancora San Bernardino, con un cross insidioso dalla sinistra di Pietraperzia, dove Curcio tocca all'indietro verso Canessa, che però, con un tiro al limite dell'area, non inquadra lo specchio di poco. Altra percussione offensiva del San Bernardina, che termina con un tiro di Milione bloccato senza troppi problemi da Di Giorgio. Al 37esimo, punizione di Varosio che termina di poco alta sopra la traversa. Ancora punizione a parti invertite però per il Via dell'Acciaio. L'esito del tiro di Ferraro è analogo all'occasione precedente. Con le immagini di Mattia Ciafardo passiamo al secondo tempo. Parte subito forte il Via dell'Acciaio con un gran recupero di Ferraro che scambia benissimo con Accari, ma il tiro del numero 7 non crea preoccupazione a Raganini. Ancora Via dell'Acciaio con un lancio lungo verso Accari che conclude bene, ma Raganini compie una grande parata e salva la squadra ospite. Continua il buon momento offensivo del Via dell'Acciaio. Sulla punizione di Ferraro arriva in ritardo Beccaris che manca di niente l'appuntamento con il gol. Si fa sempre aggressiva la squadra di casa. Sul cross di Poggi prova al volo Cantoro, ma il suo tiro termina a lato. Il Via dell'Acciaio ci prova ancora. Direttamente dal rilancio di Di Giorgio, Accari riesce a proteggere bene palla, ma ancora una volta il tiro non inquadra la porta. La reazione del San Bernardina arriva al 30esimo della ripresa. Occasione ghiottissima sul calcio d'angolo battuto da Macciò, dove Canessa incrocia bene di testa, ma il pallone sfiora al palo. Il pericolo per il Via dell'Acciaio arriva ancora da calcio d'angolo, con l'incornata del nuovo entrato Folle. Sulla linea di porta si fa trovare pronto Pigliacelli, che sventa il pericolo. Al 38esimo la svolta della partita. Accari viene steso in area dal portiere neroverde. L'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore a favore del Via dell'Acciaio, espellendo prontamente il numero 1 Raganini tra le proteste della squadra ospite. Dal dischetto si presenta Accari che fallisce la realizzazione grazie a una gran parata dell'improvvisato portiere Savona, subentrato a inizio secondo tempo nel suo ruolo originario di terzino e incaricatosi della maglia numero 12 poiché il San Bernardino aveva già esaurito i cambi. Partita piena di emozioni da entrambi i fronti. Rammarico per il Via dell'Acciaio per non essere riusciti a concretizzare la terza vittoria consecutiva.